Quali attività economiche dovrebbero insediarsi nel Porto Vecchio per aumentare il valore aggiunto al territorio, potenziando l'offerta e l'attrattività sia per i residenti che per i turisti? Domanda che si sono posti la Confcommercio Trieste e Confindustrie Alto Adriatico, sottoponendola ai propri associati e ricevendo in cambio una visione del futuro dell'antico scalo che segue determinate direttrici. Vorrebbero che quell'area fosse un punto di sviluppo economico, ma che si legasse alla città, che non fosse una cosa a sé stante, e questo è dimostrato soprattutto dalla domanda che abbiamo fatto su trasporti e mobilità. Trasporti e mobilità, tutti dicono che vorrebbero che quell'area fosse ben attrezzata dal punto di vista dei trasporti e mobilità, che ci fosse una mobilità sostenibile e collegata al centro città. Tutti ci sottolineano l'importanza di avere un progetto complessivo che vada a regolare fin dall'inizio tutto lo sviluppo di Portovivo da un punto di vista urbanistico. Seccano ai centri commerciali, agli studi professionali, a case vacanze e bed and breakfast, a sale giochi, a toilettature per cani, parrucchieri, cliniche odontoiatriche, scuole o sedi di associazioni. Pollice all'insù invece per negozi di artigianato locale, bistrò e wine bar, caffetterie, spazi teatrali e museali, aree picnic attrezzate, impianti sportivi e più in generale tutto ciò che permette attività all'aria aperta. Utilizzare quell'area per attività relative a intrattenimento, cultura, sport, pubblici esercizi e divertimento. Attività commerciale, ci deve essere residenziale ma in misura limitata, ma da consentire che quel luogo viva sempre. Strutture ricettive, anche i nostri albergatori sono favorevoli sul fatto ovviamente di avere anche delle strutture ricettive, però di qualità e soprattutto far sì che siano lineari, nel senso che non ci sia una residenzialità che nasconda magari anche ospitalità turistica in modo non corretto, Ci devono essere attività per la persona, quindi attività all'aria aperta, una spiaggia, una spa, del verde dove poter fare attività fisica, e ci devono essere, penso adesso alle cose più mie proprie, delle attività industriali, che però siano attività industriali votate alla ricerca, all'innovazione, alla creazione di start-up innovative. Ok agli alberghi e a servizi di mobilità sostenibile. Era il senso della delibera di partenariato pubblico-privato che abbiamo approvato a metà ottobre, regia pubblica e investimenti privati. Insieme, e mi fa anche piacere soprattutto di vedere che gran parte delle richieste che sono arrivate e gran parte di quello che pensano i nostri imprenditori di questa città sono già previste nel piano che stiamo portando avanti, pertanto da gennaio ci confronteremo anche con i promotori per realizzare tutti insieme quell'area meravigliosa, trasformarla in quella meravigliosa che è il Portovivo. Alto gradimento infine per il nuovo terminal crociere da collocare in Porto Vecchio in modo da liberare i parcheggi sulle rive. Commerciale, non centri commerciali, ma negozi monomarca, negozi di livello che ci mancano in questo momento a Trieste. Per cui le richieste dei sondaggi vanno in linea con le linee programmatiche del Comune e direi che ci siamo. Quello che noi vorremmo, abbiamo chiesto e abbiamo ottenuto è che ci sia un dialogo fra le forze economiche del territorio e il Comune, che avrà nel progetto voce in capitolo, e chi vincerà il progetto, insomma.